noi il giornalista Maurizio Brodet. Qui ci serve di solito non ha giorno di presentazione, ma per le nuove che ci sono ho chiesto a Maurizio gentilmente che in qualche minuto ci spieghi un po' della sua vita. Vi ringrazio e buon ascolto. Grazie a tutti. Allora, io sono giornalista dal lontano 1969, strage di Piazza Fontana. Conobbi il tassista Rolandi, non so se qualcuno se lo ricorda, quello che testimoniò che Pietro Valpreda aveva portato la bomba alla Banca dell'Agricoltura. Quindi una grossa e lunga esperienza giornalistica, felice o infelice, non importa. Quindi però tenete presente che parla insomma uno che è stato inviato estero, è stato inviato per l'economia, no? Ci sono delle cose un po' strane che a chi non mi ha seguito già sembreranno molto strane, forse addirittura offensive o urtanti, mentre invece quelli che già mi leggono troveranno poche novità. Vorrei dire ci sono delle cose che possono sembrare apodittiche, spero che poi le domande possono chiarire qualche cosa. Perché? Perché l'informazione oggi è una enorme e totale, quasi chiusa, perché non ci sono spiragli, disinformazione, illusionismo. Io l'ho chiamato nella mia presentazione il grande illusionista. Io stesso, che insomma abbiamo visto nell'Unione Sovietica, c'era tutta la disinformazione, la propaganda, mi sono stupito di come precisamente dal 2001, cioè dall'11 settembre, quando io fui inviato speciale da Avvenire a New York, negli Stati Uniti, per seguire questo fatto, per noi giornalisti fu evidente immediatamente che c'era un'enorme falsificazione. Poi inizialmente addirittura c'erano delle informazioni sui giornali locali che sfuggivano, no? Poi ci fu una cappa di piombo per un vecchio come me che ricordava stranamente vicino all'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti erano diventati come l'Unione Sovietica. Cioè la verità ufficiale dal 2001, da quell'11 settembre, diciamo, cancellava la verità, la realtà che si poteva vedere. Siccome io feci un tentativo, cioè fui invitato da Mentana in una sua trasmissione e dissi alcune verità, naturalmente da quel momento sono l'antisemita, la figura, la non persona, no? Non si deve mai parlare di lui, eccetera. Questo per dirvi che alcuni di voi lo sanno già, altri probabilmente vi sembrerà strano quello che dico. Adesso cosa c'è oggi nello stato d'animo collettivo, nell'allarme creato, l'enorme pericolo islamico, no? Abbiamo visto l'ISIS, il califfato in Libia che troncava la testa di cristiani copti, insomma sono fatti impressionanti. Ancora oggi ci si dice che l'ISIS ha minacciato: verremo a Roma, uccideremo, metteremo la bandiera nera del profeta, eccetera. Signori, esiste l'ISIS, è vero che esiste anche una ferocia insita in un certo Islam, in una particolare, come posso dire, setta islamica, che poi è quella del paese più vicino agli Stati Uniti, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una monarchia wahhabita che è una specie di setta eretica, se così si può dire, al punto che, per esempio, la gente non lo sa, alla Mecca hanno distrutto tutte le zone storiche, cioè la casa di Maometto, no?
perché nel loro estremismo dicono che potrebbe diventare un luogo di culto, mentre invece c'è l'unicità di Dio, eccetera, no? Quindi una specie di iconoclastia, di forma di protestantesimo, diciamo, del luteranesimo o, come posso dire, iconoclastia dell'Islam. Cioè è una deviazione molto forte che ha dalla sua i soldi del petrolio. Quando ci sono gli imam che vengono in Italia, sono quelli lì che li pagano i sauditi. Gli imam, diciamo, migliori del Nord Africa non ci sono, perché non vengono mandati dal re del Marocco, per dire. Questo qui è vestito di nero, è Jihadi Joe, uno che ha un perfetto accento britannico, che sta in questo caso decapitando un giornalista o un freelance americano. Io vi pregherei di notare questo logo, SITE, Search for International Terrorist Entities. Stranamente voi vedete sempre, non ve lo fanno mai notare i giornali, ovviamente chi mi legge lo sa, c'è sempre il SITE. Cos'è questo SITE? Il SITE è questa cosa qua. Allora, questa signora si chiama Rita Katz, è un'ebrea di origine irachena che ha fondato questa ditta, è una ditta, si fa pagare un sacco di soldi anche, no? Tutte le volte che le nostre TV, i nostri telegiornali autentici, verissimi, mandano una roba così, uno dei video dell'ISIS, è a lei che pagano. Anche oggi lo dice anche il Fatto Quotidiano, questo Rita Katz, questa signora, continua a dire di trovare i suoi video, come quello della decapitazione di giornalista americano Steven Sotloff, in alcune chat room jihadiste protette da password. Ora, ci sono delle chat room jihadiste protette, lei le trova, la CIA no, l'FBI no, le trova lei, c'ha l'esclusiva. Ha scoperto Bin Laden. Allora, Bin Laden vero è quello di sinistra, magro, perché poi era moribondo, gravemente ammalato di reni nel 2001, era stato un mese prima in un ospedale in Iraq, mi pare, no, in Libano, dove si era fatto fare la dialisi renale. Anni dopo, la Rita Katz scopre un video di Bin Laden che è quello di destra, piuttosto ingrassato, quindi si vede che gli ha fatto bene. Ci sono molti Bin Laden, siamo sempre lì, nel 2004 è questo qua, nel 2007 è così. E poi c'è Jihadi John, sempre col SITE. Quindi, gli ultimi, alcune delle cose ultime sono impressionanti, scusate, vedete qua, questa adesso non è abbastanza grande, quindi non potete vedere, ma forse sì. Se vedete i due giapponesi, allora devono esserci in quel momento due soli, perché quello di destra c'ha l'ombra di qua e quello di sinistra c'ha l'ombra di là. Il che crea questo, non abbiamo la prova, no? Che sia una ricostruzione in studio. Il green screen, che sanno tutti quelli che si occupano di televisione lo sanno, è quello spazio neutro dietro che può essere riempito da un panorama digitalizzato. Per cui può sembrare il deserto, può sembrare il mare Mediterraneo pieno di sangue. Questo qui è sicuramente un falso, con le due ombre sono proprio decisive, capito? Poi c'è anche questa terribile scena, che è vera, poi è verissima. Però hanno provato un po' a vedete che tutti i cristiani sono bassi. A parte che hanno il vestito di Guantanamo, perché poi non hanno voluto spendere tanto, e tutti i jihadisti, grazie, sono altissimi. Quanto sarà alto il jihadista?
almeno 2,10 m. Ora, cioè, insomma, è impressionante anche questo, no? Sempre roba, operazioni ritacazzi. Poi ci sono i Toyota, vedete anche questa cosa, ci sono anche quelle altre bellissime immagini terribili del pilota Giordano, forse ve lo ricordate, che viene bruciato nella gabbia, adesso qui io non l'ho messo. Oh, tutti sti jihadisti dell'ISIS hanno tutta la divisa mimetica estiva, deve essere, perché non ce l'hanno più nera, ma ce l'hanno mimetica, tutta coordinata, con i tascapane coordinati, la maschera coordinata. Allora, questa cosa qua, cioè, tutte le volte che io ho visto dei palestinesi, la gente di Abu Nidal, c'hanno i blue jeans strappati, la maglietta, non ha la divisa. Questa della divisa fa parte della narrativa, perché la divisa non... Hamas non c'ha la divisa, forse Hezbollah la divisa, ma è tutta un'altra storia. Poi questa specie è interessantissimo qua, perché questa è l'avanzata, a parte che c'hanno tutti il Toyota nuovissimo, l'avanzata di questo ISIS che da alcuni anni, da 4 anni, sta combattendo contro il regime di Assad in Siria, che è un regime laico sotto il quale i cristiani hanno sempre vissuto. Questo ISIS, che si trovava un po' a malpartito in Siria, improvvisamente scappa e va a conquistare metà dell'Iraq. Queste cose qua, e vince, perché ci prendono la città intera, Mosul, una città importante. E il governo iracheno, perché la gente non lo sa, ma esiste un governo iracheno, sciita, perché per forza, siccome gli americani hanno mandato la democrazia, hanno vinto gli sciiti, che sono la maggior parte della popolazione. Il governo iracheno aveva detto agli americani: scusate, voi avete i satelliti, eccetera, dovete vedere, cioè alzate i vostri aerei e bombardate. Gli americani hanno detto: ma non sappiamo, lo disse proprio Obama, mi ricordo, non abbiamo i dati, non sappiamo dove bombardare, dove colpire. Allora, questi qui hanno percorso tra la Siria e l'Iraq 200 km nel deserto, in una giornata molto bella, come potete vedere, quindi, e loro dicevano che non li hanno mai trovati. Poi c'è questo aspetto, che è pauroso veramente, no? Il rapporto dei servizi segreti. L'Italia è bersaglio a rischio crescente, che è una cosa che può dire chiunque, no? Prenderemo Roma e le vostre donne. Ogni momento la stampa, che poi è la più importante per queste, in Italia, per questa, diffondere queste cose. Cioè, vogliono crearci cosa? L'idea che siamo sotto una minaccia reale di un esercito potente, disciplinato, il fatto che abbia le uniformi, che decapita, che non guarda in faccia a nessuno, che verrà qua, stanno già in Libia. La mia opinione è che vogliono creare quello stato d'animo collettivo, paura, allarme. Poi questi qua fanno apposta a fare delle cose ripugnanti, perché tra l'altro anche per gli musulmani, cioè le cose odiose, prendono dei bambini e li fanno sparare alle loro vittime, cioè distruggono cose archeologiche, cioè per dire, ecco, questi qua noi occidentali dobbiamo proprio andare là e ucciderli. Vogliono che noi interveniamo. Siccome gli europei non sono stati tanto caldi sulla guerra o lo scontro di civiltà, vogliono crearci il pericolo immediato e presente. Ora, qualche settimana fa, questo generale Wesley Clark è abbastanza importante, perché è il generale, io l'ho visto anche nelle conferenze stampa che faceva durante i bombardamenti del Kosovo, cioè, o contro la Serbia. Lui comandava le truppe NATO che hanno poi invaso o fatto questo intervento sia dal cielo sia da terra, no? Hanno preso Sarajevo, poi hanno preso il Kosovo e l'hanno separato dalla Serbia. Lui disse 4 settimane fa,
questa frase, parlando della CNN. I nostri giornali che prendono sempre tutto dalla CNN, questa cosa non l'hanno presa. L'ISIS è nato grazie al finanziamento dei nostri amici alleati per combattere fino alla morte contro Hezbollah. I nostri amici alleati sono sauditi, i quali sauditi, essendo una monarchia folle e ricchissima e corrottissima, tra l'altro, ipocritissima, questi qua hanno un incubo, la vittoria degli sciiti, cioè dell'Iran, che è un paese enorme, hanno 80 milioni di abitanti, loro abitano in un deserto, e hanno paura della loro egemonia, dell'egemonia iraniana, quindi hanno originariamente creato l'ISIS, pagandoli, condizionando questi giovani appunto feroci e folli, e perché combattessero gli sciiti, che non sono solo l'Iran, ma Assad fa parte, il capo, il dittatore della Siria, fa parte di una setta sciita, gli Alawiti, che è una minoranza che governa anche col pugno di ferro. Gli Hezbollah sono sciiti. L'incubo dei sauditi, ma anche degli israeliani, che sono perfettamente convergenti, è che si saldi attraverso l'Iraq, che è diventato in gran parte sciita, che si saldi una specie di cintura sciita fino al Libano, dall'Iran fino al Libano. Cioè, se voi andate a vedere su una carta geografica, ha un sacco di terra, con un sacco di popolazione. Quindi bisogna lenire l'odio contro gli sciiti. Questo Wesley Clark anni prima disse, questo lo rivelò nel 2007, però raccontò che lui dopo l'11 settembre, era ormai in pensione da pochissimo, andava ogni tanto al Pentagono a parlare con dei vecchi amici, e c'era ancora il ministro della difesa, si chiamava Rumsfeld, non so se lo ricordate, uno di questi amici scende giù dal piano superiore dove c'è il ministro, tutto esterrefatto, e gli dice, senti, sopra dice, hanno fatto un piano per andare a impadronirsi di 7 paesi in 5 anni, cominciando con l'Iraq, poi la Siria, il Libano, la Libia, la Somalia, il Sudan, e per finire con l'Iran. In quel momento Rumsfeld era il ministro, ma c'erano 3 viceministri ebrei, cosiddetti neoconservatori, Wolfowitz, Douglas Feith e Dov Zakheim, che erano quelli che hanno creato questo progetto. Perché questo progetto? Però ecco un fatto che sistematicamente quello che vediamo è che gli Stati Uniti, dovrebbero essere felici che ci siano dei governi laici in questi paesi, distruggono i governi laici, sono ovviamente dittature, in Libia, in Egitto anche, perché in Egitto hanno favorito gli americani l'andata al potere dei fratelli musulmani, cioè di un partito confessionale, tra l'altro che si è dimostrato arretrato, feroce, settario. Hanno favorito la caduta di Mubarak. Ci fu un famoso discorso di Obama che si chiama anche Barak, quindi per molti musulmani dice, ascoltiamo, un famoso discorso di Obama all'Università Al-Azhar del Cairo che diceva sì, la primavera comincia anche in Egitto e insomma, poi adesso arma la Siria. In Afghanistan ha insediato, in Afghanistan 15 anni fa, perché 14 anni fa, nel 2001, 11 settembre 2001, il grande attentato, un mese dopo gli americani sono già a invadere l'Afghanistan dicendo che là c'è Osama Bin Laden, vanno a prenderlo. E cercano di combattere, è un'occupazione, la più lunga occupazione credo militare americana, perché ancora sono lì. Però cosa c'era lì prima? I talebani erano amici degli americani, perché prima in Afghanistan c'era il
c'era un governo sovietico con tanto di carri armati sovietici che lo sostenevano, che comunque era laico, e loro lo distruggono utilizzando degli estremisti religiosi. I talebani venivano preparati in Pakistan. Ecco, la convergenza con l'interesse israeliano, perché dice, ma perché fanno sta roba qua assurda? Nel 1992 una rivista molto importante che nessuno di noi legge perché è scritto in ebraico, a noi la giornalista la tradusse Israel Shak, che era una persona eccezionale, ebrea naturalmente, israeliana, che andavamo là ogni tanto ad ascoltare, eccetera. Quando andavamo in Israele andavamo sempre a trovarlo, perché lui diceva, o addirittura pubblicava delle cose, già su diceva, voi giornalisti non leggete mai ciò che è scritto in ebraico, che è molto più duro di quello che sembra, perché ci si parla tra di noi. Allora, c'è questo importante Kivunim, organo ufficiale del Congresso Sionista Mondiale, direttive, quindi non è una rivista per tutti, sono riviste di direttive, che fanno un ampio studio sul fatto che tutti gli stati, diciamo, musulmani sono fratturabili per linee etniche o religiose, sciiti contro sunniti, curdi contro turchi, copti contro egiziani, musulmani, sunniti. In Libia, mancando, sono tutti sunniti, ma cirenaici e tripoletani sono nemicissimi da sempre, solo l'Italia li aveva messi insieme, appena un po' tutto. Allora dice, istigare, mi viene in mente che nel Vangelo si dice, beati i costruttori di pace. Saranno beati questi seminatori di zizzania che istigano queste fratture? Però loro dicono è meglio perché noi facciamo, per esempio Saddam Hussein aveva fatto, questo me lo disse Luttwak, alla prima aggressione contro l'Iraq, lo faceva già Bush padre, non so se vi ricordate, 500.000 uomini in America per combattere Saddam. Ci misero dei mesi a fare le truppe, a mettere insieme le truppe. Telefonai a Luttwak, sapete chi è Luttwak forse? State facendo un bluff perché magari lui si prende a paura e abbandoni, perché aveva occupato il Kuwait, no? Abbandona il Kuwait. Allora lui mi disse testuali parole che spiegano tutto. Mi disse no, questa volta lo portiamo a letare la pietra a suon di bombe, perché dice lui col petrolio dice, sta facendo, non fa come i sovrani sauditi che si spendono tutti i loro introiti in puttane e champagne a Parigi. Lui fa le linee elettriche, fa le ferrovie, cioè indignato. Dice, questi qua in 30 anni diventa una potenza regionale perché si modernizza e Israele non può sopportare la presenza di una simile potenza. Quindi ragazzi, è questo il problema, ed è questo il tema. Al di là dell'alone che vi stanno raccontando, perché è vero che c'è l'ISIS e che questi sgozzano, è verissimo, però tutto ciò che sappiamo dell'ISIS viene da Rita Katz, viene dal SITE, cioè noi non abbiamo veramente una cosa diretta, non ci sono i giornalisti al seguito dell'ISIS. La stessa cosa, sembra di saltare l'argomento, ma in Ucraina gli americani hanno creato una situazione perché hanno approfittato di una situazione di divisione che è reale. L'Ucraina è uno stato paese fatto di gruppi molto disparati, quella parte grigia di qua che è vicino alla Polonia sono polacchi, cattolici o greco-cattolici, in centro ci sono altri, poi ci sono quelli del Don che sono in parte cosacchi del Don, e in parte russi, no? Russofoni, russi che sono stati, che andavano là, ci sono molte industrie di tipo metalmeccanico e minerario, perché allora era l'Unione Sovietica. Sono 8 milioni e mezzo di russi
che si sono trovati, per così dire, spiaggiati per la fine dell'impero sovietico. Prima erano dei cittadini e adesso non hanno più diritti. Attenzione, perché poi quando si parla di diritti civili, di diritti umani, si parla sempre dei diritti dei transessuali, delle nozze gay, ma lì ci sono 8 milioni di russi che hanno diritto ad avere i diritti che hanno gli altri ucraini. La stessa cosa succede nei paesi baltici, non gli dà nemmeno il passaporto, non possono nemmeno usare la lingua russa. Vabbè, poi è un paese che ha avuto, l'Ucraina, delle ferite terribili. Holodomor si chiama, lo sterminio, quando Stalin e il suo secondo, Lazar Kaganovich, decisero di distruggere i contadini come classe. Chiamavano contadini ricchi, erano kulaki, erano coltivatori diretti. Essendo coltivatori diretti, quando venne l'ordine comunista, collettivizzazione, dissero, beh, col cavolo che facciamo la colletta, era nostra. Sapevano anche lavorarla bene, rendeva molto. Allora, quando cominciarono a dire, a requisire per esempio il bestiame, i comunisti, loro cominciarono a macellare il bestiame. Allora i comunisti andarono là con la pistola, insomma, gli portarono via anche le sementi. Perché siccome un'altra cosa che non si dice, ma l'ha scritta molto bene Solzhenitsyn, la polizia politica ai tempi di Stalin aveva dentro 500.000 ebrei. Perché dico questo? Non per razzismo, ma perché gli ebrei hanno sempre odiato il contadino, di cui non capivano niente, la bravura, l'ingegnosità, il duro lavoro del contadino, no? E gli dicevano, portateci le sementi anche, perché voi la nascondete e lo Stato ha diritto di avere le sementi. Ma non dicevano, se vi diamo le sementi l'anno prossimo non c'è raccolto. Loro sparavano, ammazzavano qualcuno e trovavano le sementi. 6 milioni di morti. Quindi, sai, succede, per esempio, che quando arriva Hitler, nel 1939, in Ucraina, dopo questa esperienza, ha capito, il comunismo non è che proprio fosse popolarissimo, 300.000 ucraini chiedono di entrare nelle Waffen-SS, non nella Wehrmacht. Dicono no, noi la scelta è comunismo o nazismo, scegliamo il nazismo. Abbiamo accettato solo 30.000, quelli molto più alti e biondi, gli altri no. Vabbè, poi qui vedete appunto linguaggio, no? Quindi un paese diviso, Kivunim, quella famosa rivista ebraica, qui ha il gioco facile. Ecco. Qui c'è un politologo molto importante che è stato anche consigliere della sicurezza nazionale, si chiama Zbigniew Brzezinski, di origine polacca, che dice: senza l'Ucraina la Russia cessa di essere un impero eurasiatico ed è imperativo che nessun sfidante eurasiatico emerga capace di sfidare l'America. È un'antica teoria che si chiama di tipo geopolitico, no? Per gli inglesi e gli americani, appunto, dividendo la Russia dall'Ucraina, che è poi la culla della Russia, si spinge la Russia a diventare una secondaria potenza asiatica. La segretaria di Stato Victoria Nuland, che in realtà è un'ebrea, tra l'altro di origine ucraina, si chiama di Bessarabia meglio, Victoria Nudelman, perché poi cambiano nome, quindi sembrano ariani. Victoria Nuland, segretaria di Stato, parlando al Congresso, alla Commissione, ha detto: noi abbiamo investito 5 miliardi di dollari, che è una cifra enorme. Pensate che la paga media ucraina, adesso non esiste nemmeno più, era di $400 al mese. Quindi loro hanno pagato i guerriglieri di Maidan, no? Quelli di piazza che abbiamo visto, a cui i nostri media davano tanto credito, li paghi. Alcuni sono stati, centinaia sono stati addestrati alla guerriglia urbana in Polonia. E poi hanno fatto cadere il governo.
gli ucraini vorrebbero entrare in Europa perché così prendono il passaporto e vengono qua, come hanno fatto i rumeni, come fanno i polacchi, no? Allora, il presidente Yanukovych, che c'era prima, anche lui voleva andare in Europa in realtà, ma quando gli europei, la Commissione europea, presenta un conto salatissimo, perché quello è un paese vecchio da rimettere tutto a posto. Pensate a tutte le normative europee, pensate che se avete un bar dovete avere anche il cesso per gli invalidi, no? Gli handicappati, pensate ai costi. Allora, questo Yanukovych guadagna tempo, poi alla fine, siccome in realtà tutto il commercio e l'economia è collegato alla Russia dai tempi sovietici, dice di no, dice, ci perdiamo troppo. È un personaggio del tutto screditato, ma questo fa in modo, perché Barroso, che è un uomo che si andrebbe impiccato, nessun paese può stare, perché gli aveva detto, sentite, noi facciamo la custom union, cioè l'unione doganale con l'Europa, ma ci manteniamo i rapporti speciali con la Russia, perché è la Russia che ci compra le nostre ferraglie, eccetera. A Maidan ci sono giorni e giorni, forse vi ricordate, no? Ci sono sti cecchini. Questa è una foto presa con l'obiettivo, personaggi strani che mentre c'è la manifestazione ci sono un sacco di poliziotti, perché ci sono degli scontri di polizia, tra polizia e manifestanti, sparano. Ammazzano, inizialmente sembrava che ammazzassero dei manifestanti. Allora tutti hanno detto, beh, è Yanukovych, il presidente, che fa questa roba qui odiosissima, no? Poi una dottoressa che faceva parte, diciamo, del settore liberale di Piazza Maidan, perché arrivano un sacco di cadaveri, si vede arrivare i cadaveri, 95, molti sono poliziotti, e sono uccisi, scopre lei, dallo stesso armi, con lo stesso calibro, gli stessi proiettili. Allora lo dice anche. Questa cosa viene telefonata, Umar Spy, adesso tutta questa gente che ormai non vi dirà più niente, ma lui dice, il ministro degli esteri dell'Estonia telefona alla nostra grande cosa europea, che era, prima, adesso c'è la Mogherini, no? E gli dice questa cosa, dice ai cecchini, non c'è Yanukovych, ma dei membri della nuova coalizione, dell'opposizione, perché dice, abbiamo questa dottoressa che è dei nostri, in un certo senso, che non è una filo Yanukovych o filo russa, è esterrefatta e sgomenta. Cioè, qui hanno ammazzato 30 poliziotti per rinfocolare. Tra l'altro la stessa cosa successe in Siria. In Siria Assad, che è il figlio di quello cattivo, Assad è l'attuale dittatore siriano, dove faceva l'odontotecnico a Londra, quando, essendo morto suo fratello maggiore, ha dovuto diventare il dittatore della Siria, perché è una roba familiare, no? Però quando ci sono state grandi manifestazioni in Siria ha detto sì, va bene, io adesso proporrò una riforma della Costituzione, addirittura con un referendum. Grandi manifestazioni, ci sono dei cecchini che sparano sulla folla, dei tetti. Chi sono? È possibile che sia stato Assad che aveva appena detto questa cosa? I cecchini sono una delle armi di questi personaggi. Poi c'è questa strage, perché vi ricordate, forse no, pochi mesi dopo hanno preso coraggio questi addestrati con i soldi della Nuland, ci sono della gente che ha avuto il nonno nazista, Waffen SS, quindi hanno fatto delle atrocità pazzesche. Questa è una donna, vedete, una di questi cadaveri, entrano in questa sede del sindacato a Odessa, lo uccidono. Questa l'hanno uccisa col filo elettrico della lampada, l'hanno strangolata ed è incinta. Poi mi dico l'ISIS, polacchi, ucraini. Tutti questi cadaveri bruciati, perché poi c'è stato l'incendio, ma l'hanno fatto apposta perché un esame accurato dei cadaveri mostra che è stato colpito alla testa da un proiettile. Chi dobbiamo ringraziare? Eccolo là. Allora, il senatore John McCain nel 2013, maggio 2013,
penetra in Siria senza chiedere permesso al capo del governo, perché lì va insieme con i ribelli, quelli che loro chiamano ribelli moderati, che le vogliono la democrazia, e parla con questi. C'è questo giovanotto insieme a lui, era l'oppressore moderato, e poi è diventato il califfo. È lo stesso, si è fatto crescere la barba, sa ancora un bel orologio che gli deve aver regalato McCain. Uno dice, questo qua è stato tenuto dal 2004 al 2009 in una prigione americana in Iraq. La sua liberazione ha suscitato lo stupore il colonnello, che era tra gli ufficiali di comando del Camp Book a questo posto. Perché? E questo crea il sospetto, per uno che ha esperienza di queste cose, che in carcere ti possono fare due cose, no? O chiudono e buttano via la chiave, o se no ti condizionano, ti addestrano, magari tu manco lo sai, che ti preparano a diventare il capo. Questa è una frase di Lenin. Il miglior modo per controllare l'opposizione è crearla nel nostro seno. Lenin, ma... Questa cosa si chiama, quello, diciamo, la nuova forma americana di potere, da quando è finita l'Unione Sovietica, è questa cosa qua, cioè che un giornalista internazionale molto importante, Pepe Escobar, chiama l'impero del caos, perché tu dici, ma perché fate questo? Perché questo disastro in Libia, disastro in Iraq? Che cosa ci guadagnate? No, il caos è il fine, non è un mezzo. Non vogliono altro che il caos, perché gli israeliani vogliono che il caos continui, che questi paesi qui non possono unirsi per combattere. Perché poi l'ISIS, che minaccia continuamente l'Iran, minaccia Hezbollah, mai una volta che dica, e tra l'altro, come direbbe qualunque musulmano con un fucile in mano, andremo a Gerusalemme a liberarla dagli ebrei. Mai. Mai lo dicono. Ragazzi, perché noi poi non ci rendiamo conto, già, poi questo Islam è terribile, sì, è terribile, però quando noi diciamo l'Afghanistan è occupato dal 2011 con droni che ogni tanto ammazzano la gente, magari quando si riuniscono per i matrimoni, no? Vedono da Washington, vedono gli assembramenti con questi, gli sparano i droni. No, noi non ci rendiamo conto. Proviamo a metterci in testa, metterci nei panni di gente che da 14 anni vede queste truppe. Io poi ci sono stato in Afghanistan. Erano tali, gli americani si comportano in modo tale che anche a me veniva voglia di sparargli, devo dire. Non so, che entrano nei ristoranti, perché noi nei giornalisti andavamo nei ristoranti anche abbastanza di lusso, c'è, non so, un console americano, un diplomatico, e c'è 4 uomini con i mitra sul tavolo che lo seguono, sono tutti americani, contractors, mercenari, no? Cioè, comportamento ripugnante. L'Iraq infatti è perfetto, cioè curdi sostenuti da Israele stanno creando il loro Stato indipendente, la minoranza kurda, e sciiti e sunniti si devono combattere. Mentre in queste stesse ore il governo, cioè le truppe del governo che sono sciite, hanno insieme a tra l'altro con un generale iraniano al comando, il generale Soleimani, stanno vincendo l'ISIS, perché gli stanno riprendendo la città di Tikrit, che loro avevano occupato. Gli americani cosa fanno? Bombardano invece dell'ISIS le truppe irachene. Ecco, questo in Ucraina hanno mandato la brigata, 600 parà. Questa è una provocazione enorme, perché l'Ucraina non è un paese nato e non è minacciato. 3.000 uomini, mezzi corazzati. Questo per darvi un'idea, non so se si vede tanto bene, però di quanto è dal punto di vista della spesa militare degli Stati Uniti, no? Perché certe volte sentite sui giornali americani, poi lo ripetono i nostri, che la Cina sta riarmando, è un pericolo per gli Stati Uniti. Guardate un po' la Cina
rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono 7 volte più armati della Cina e sono armati come tutti gli altri paesi del mondo, a parte questa qui, no? Global Distribution. Praticamente il 46%, quasi il 50% della spesa militare è americana nel mondo. Quindi noi spesso non ci rendiamo conto che mostro, perché quando si è così armati, le armi ti comandano la politica, ti comandano la testa anche. Siamo forti, andiamo a fare la guerra. Vabbè, questa è una cosa forse un po' di propaganda. Ci sono poi questi aspetti, adesso magari ne parleremo. Prima di tutto bisogna anche sapere questo: gli Stati Uniti, la Casa Bianca è una specie di centro vuoto, soggetto a lobby e a influenze, perché pagano poi queste lobby, cioè la lobby israeliana, se c'è un deputato, un senatore americano che a loro non piace, non viene più rieletto. Noi tolgono i fondi, arrivano i fondi all'avversario, poi c'è l'Arabia Saudita che c'è un sacco di soldi. Il sistema militare industriale, che è l'unica vera grande industria americana, è quella lì, che ha praticamente un solo cliente, il Pentagono, altro che mercato. E queste qua, naturalmente, la Lockheed, la Boeing, tutte quelle ditte lì che fanno i missili, dettano una politica. Poi c'è l'ideologia che si chiama eccezionalismo, cristiani rinati, e poi ci sono questi elementi molto pericolosi di irrazionalismo, no? Gli ebrei messianici dicono: noi dobbiamo provocare Dio perché Dio poi salva Israele, no? Quando lo mettiamo in pericolo. I cristiani rinati, sono 70 milioni di americani, sono born again Christians, dicono: dobbiamo accelerare il potere di Israele, la venuta dell'anticristo, in modo che poi acceleriamo la venuta di Cristo. Ma ci credono, sta cosa? Perché non è capace di arrivare da solo. Perché non è capace di arrivare da solo. No, certo. Ma c'è addirittura gli ebrei tradizionalisti facevano un giuramento talmudico: non accelerare la venuta del Messia, perché noi è così, noi in queste nostre paure, in questo nostro schierarsi contro l'Ucraina e contro l'ISIS, abbiamo perso. L'amico Gheddafi ha garantito a Eni il 25% del nostro fabbisogno fino al 2042, noi potevamo dire: vabbè, un quarto di quello che abbiamo bisogno. 100 aziende italiane scappate. South Stream, l'importante è che Putin praticamente lo faceva per noi, perché poi in realtà ci vuole bene, non aveva tutto questo bisogno, ma un South Stream, cioè un gasdotto oleodotto che, bypassando l'Ucraina, che appunto può chiudere i rubinetti, ha questa arma dedicata, andava Turchia, Grecia e veniva in Italia. Infatti c'era là Eni che lo stava facendo, perdita di 5-6 miliardi. Poi l'interscambio con la Russia, che è praticamente ridotto al lumicino, e l'amicizia con Putin, che è una cosa importante sul piano politico. Cosa abbiamo tenuto in cambio? Niente abbiamo tenuto in cambio, forse non abbiamo manco chiesto, perché no, facciamo questo, cioè gli americani ci dicono: fate così, noi, oppure la Libia, no, quando povero Berlusconi aveva persino fatto un trattato di alleanza, avremmo dovuto intervenire militarmente per Gheddafi. Per fortuna Gheddafi è stato liquidato, se no poteva chiamarsi davanti al Tribunale internazionale per rottura di un'alleanza, no? Però almeno famosi pugni sul tavolo: scusa, lì abbiamo degli interessi legittimi, sai che state facendo? Vogliamo aver parte anche noi? Ci stiamo guadagnando, guardate, stiamo perdendo delle cose terribili. Vabbè. È come l'Italia nella UE. Sembra che cambi discorso, ma è tutto insieme, no? Noi versiamo 44 miliardi di aiuti ai stati in difficoltà, che poi vanno in realtà alle banche tedesche, no? Cioè i greci non vedono i soldi. I greci sono le banche tedesche, ricevono i soldi
perché loro hanno investito in Grecia, cioè hanno comprato i boss greci e non vogliono che i boss greci diventino insolventi, no? Quindi c'è il salvataggio della Grecia, il salvataggio di banche tedesche che hanno la colpa di aver prestato troppo alla Grecia, no? Di quando i tedeschi dicono alla Germania i greci vivono sopra il mezzi, sì, no. Allora, io voglio vivere sopra i miei mezzi, mettiamo, sono un pensionato da 700 euro, vado in banca intesa, e gli dico, senta, io mi voglio comprare la Rolls Royce da 500.000 euro. E dice, quanto prende? Gli penso 700 euro. Fatto, firmi dei cambiali, chi è colpa? È lui, è il pensionato o la banca? E ha fatto così, le banche tedesche hanno fatto così, cosa che non ci raccontano mai. E anche noi, no? Noi siamo in mezzo adesso, no? Restare nella NATO è come restare nell'euro, cioè la stessa cosa in fondo. Ed è un errore, la conseguenza finale di un errore storico o di due errori storici che in qualche modo sono la stessa cosa, che poi appunto cosa è successo, per esempio, si vede benissimo, il fatto che per esempio il nostro Parlamento cosa fa per 15.000 euro a testa di ciascuno? Nell'80% dei casi ratifica normative europee. Potremmo farne a meno e dire guardate, prendiamo una fotocopiatrice o un fax, voi ci mandate gli ordini, no? Sono diventati irresponsabili. Sono governati dai responsabili lì, noi, ci pensa l'Europa, ci pensa... E i russi e gli americani sono ugualmente responsabili, la NATO ci difende, la NATO bisognava denunciarla, quando cade l'Unione Sovietica bisogna dire basta, adesso perché? La NATO serviva a difendersi dall'Unione Sovietica, perché? Io me lo ricordo da giornalista, quando già Margaret Thatcher e Ronald Reagan dicevano ah no, adesso la modifichiamo per fare operazioni out of area, cioè fuori dall'area, perché la NATO era difensiva, la guerra sarebbe avvenuta in Germania perché i carri armati sovietici avrebbero invaso l'Europa, no? E questo serviva. Andare in Iraq con la NATO non va più tanto bene.